Buonasera e benvenuti al TGR del Veneto. Dunque in Italia è ancora il nord-est a primeggiare nella gestione dei rifiuti. Ponte nelle Alpi, comune del Bellunese con poco più di 8.000 abitanti, è primo nella classifica stilata da Legambiente che assegna gli Oscar del riciclo e a livello regionale svetta anche il Veneto, dove 7 comuni su 10 sono virtuosi. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di apertura dell'inviato Beppe Muraro. Sempre più bravi, sempre più attenti, sempre più disposti a riciclare i rifiuti. Anche quest'anno è il Veneto a svettare in cima alla classifica stilata da Legambiente e dal Ministero dell'Ambiente. E se tra i consorzi intercomunali primeggia il Trevigiano Priula, 243.000 abitanti serviti e il 78% di raccolta differenziata raggiunta nel 2009, nei comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, nelle prime 27 posizioni troviamo 25 centri veneti. Nella classifica tra tutti i 1488 comuni italiani considerati virtuosi, invece, il più virtuoso di tutti è Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, capace di passare in meno di 3 anni praticamente da zero ad una percentuale di rifiuti riciclati che supera l'85%, con un vantaggio per l'ambiente, ma anche per le casse del comune. Nel 2006 pagavamo 500.000 euro per smaltire i nostri rifiuti sottoterra in una discarica, oggi ne paghiamo 50.000. Ecco, quella differenza a cosa è servita? In parte a ridurre le tariffe e in parte ad assumere 4 persone che lavorano in più all'interno della nostra società. Un servizio efficace anche se non semplice, visto che gli 8.000 abitanti del centro bellunese sono sparsi in 21 frazioni, tutte raggiunte dal servizio di raccolta porta a porta, secondo calendari ben precisi, un servizio diffuso ma soprattutto controllato. I nostri operatori controllano il materiale che viene conferito, se ci sono dei problemi lasciano un avviso all'utenza e poi le operatrici dell'ufficio telefonano per informare e educare continuamente i nostri cittadini nell'effettuare una corretta differenziazione di rifiuti. Una vera e propria eccellenza che però rischia di essere cancellata. È perché la manovra anticrisi mette in dubbio l'esistenza della nostra società e propone la chiusura entro il 31/12 del 2010. Noi crediamo invece e rivendichiamo con forza la possibilità di poter andare avanti nel lavoro.